Grazie Presidente. Allora riprendo brevemente giusto qualche concetto che per me appare evidente anche dalla discussione che si è avuta da stamattina, ovvero che nel corso di questo tempo si è scelto di procedere con decisioni premature, fondate su studi parziali, non coordinati, che ha generato tutto questo confusione non soltanto tra i cittadini ma anche tra amministratori, contrapposizioni e devo dire anche, lo dico io. E lo motivo anche. Allora, ogni nuovo atto sembrava contraddire quello approvato in precedenza o comunque adottato. A questo punto la prima domanda che voglio fare è questa. Innanzitutto a quali tecnici bisogna fare affidamento? Perché tutte le decisioni su cui si poggiano gli atti finora intrapresi sono rese da tecnici o comunque sentiti i tecnici. Questa è la prima domanda. La seconda invece parte da lontano, ovvero dalla delibera di giunta 530, ovvero il documento preliminare all'avvio della progettazione della traversa laminante adiacente al ponte di Dignano. Ora, questo documento non contiene le alternative da analizzare o da considerare alla traversa adiacente al ponte di Dignano, nonostante queste siano state prescritte ai progettisti. E quindi io quello che voglio chiedere è se abbiamo pagato per intero un documento non conforme a quanto richiesto e che di fatto non è servito a nulla. Altra domanda attiene invece ad un ulteriore passaggio, perché adesso sembrano essere tutti paladini del dibattito pubblico. Prima ho sentito l'intervento del collega Maurmeier, il quale riprende questo concetto, ma io voglio ricordare al mio collega che il 6 giugno del 2024 presentai una mozione sottoscritta da tutti i colleghi di opposizione, la quale chiedeva di avviare il dibattito pubblico e che la maggioranza ha bocciato, quindi ora si fa paladino di qualcosa che quella volta non riteneva corretta. Poi quella volta chiedevo tra le altre cose anche il ritiro della delibera 530 e di sottoporre il PGRA alla VAS, proprio perché contempla delle opere diverse rispetto, di natura significativamente diversa rispetto alle precedenti. Ultima domanda. Questa mattina l'autorità di bacino, quindi le rivolgo quest'ulteriore domanda, ma la rivolgo anche all'assessore visto che lo chiamerò in causa, ci ha detto che il PGRA alla fine non contiene nessuna proposta progettuale, che comunque ancora tutto non è programmatico. Ecco, bene. Va bene. Io però voglio riprendere le parole proprio dell'assessore Scoccimarro che votò a favore della mozione del collega Maurmai, il quale disse durante la discussione, e ripeto testuali parole, a proposito di decisioni, dopo 60 anni abbiamo deciso che questa opera va portata avanti nella maniera migliore possibile per il territorio, condivisa con il territorio, e questa mozione va in questo senso. E sono stati chiesti i tempi. I tempi sono che da adesso alle prossime settimane andrà ad essere conclusa la procedura di affidamento per l'incarico e la redazione del documento di fattibilità e del documento di indirizzo. Poi ai sensi del codice degli appalti 36 del 2023 per quanto riguarda la traversa sul ponte di Dignano parte entro fine anno. Quindi io voglio chiedere se quelle tempistiche a cui faceva riferimento l'assessore Scoccimarro erano totalmente inventate, quindi ricordate in quest'Aula soltanto per strizzare l'occhio o al Comune di Latisano o a Lignano, oppure se effettivamente sia stato dato seguito a quanto dichiarato e quindi se sia già redatto il progetto del ponte traversa. Ultima cosa, invece questo era più che altro un invito che volevo farle, Assessore, ovvero lo studio che verrà prodotto dal professor Rinaldo che ci venga portato qui in quarta commissione di modo che ci venga rappresentato e che non lo apprendiamo dai media. Grazie.